Adesso torniamo in casera, finiamo il time lapse, metto giù la roba e poi vado a recuperare la legna. Qua c'è ghiaccio, bisogna fare attenzione. Questo e dopo sto qua lo portiamo qua, che ho finito tutta la legna grossa che era qui. C'era un bel tronco secco e ho fatto un bel po' di legno, sarà 10 kg qua, più quelle lì, anche se sono piccole non mi frega niente, si asciugano più velocemente e devo solo fare fuoco. L'importante è accumulare più legna possibile nel mantenimento, basta anche pochi rametti e riprende subito fuoco. Però tra andare su e giù avrò fatto quasi 1 chilometro, sono 200 metri fino alla casera e sono sfinito, perché tra la sfacchinata fatta sulla Venezia dei Nevi, Piancavallo, con tutto il peso, adesso sono veramente stanco, mi fa male anche la schiena. Allora, abbiamo fatto un bel po' di legna, in più abbiamo riempito anche questo qua, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Dovrò mettere sotto carica le luci, quello della bici davanti, questa che sto usando, e nel frattempo userò questa qui piccola. Quando tutte le altre batterie saranno cariche metto sotto carica anche quella lì. Tanto dovrò mangiare, lascio anche un po' aperto la finestra perché c'è tanto odore di fumo. 1,3 gradi, 1,2 dentro qua con il fuoco acceso, così possiamo dire che wow, c'è un cielo stellato meraviglioso. Dovevo andare anche a vedere di tracce di lupo, ma veramente sono sfinito, adesso saranno le 7, devo ancora mangiare, non c'è neanche più segnale. Adesso vado dentro e mangio. Ricordarsi di portare via dei guanti da lavoro. Il formaggio è crudo, li stiamo anche lavati le mani. Sono le 19:46. Cominciamo bene la serata. Risparmiamo energia. Fico. Sono le 8. Buon appetito.
appena franato qualcosa, 10 minuti fa non c'era, bisogna stare attenti. Via, via da qua, via. Dai, facciamo sulla roba, puliamo e riprendiamo il viaggio. Ecco, finito, sistemato tutto, pulito, spento il fuoco, controllato che tutto sia a posto. Bene, e ora proseguiamo il nostro viaggio.